Sono le 21:45 quando in via Corazzin si sente un forte boato. I residenti escono di casa e si trovano di fronte una scena inverosimile. Pensavamo fosse l'incrocio quello in via Laguna, quella principale, invece siamo usciti io e il mio vicino, abbiamo visto nella via, questa qui dove abito io, una via stretta che porta praticamente in mezzo alla campagna, una macchina sopra a un marciapiede, sopra un muretto, diciamo, ecco. Siamo scesi e c'era sta persona dentro che provava in stato confusionale, che cercava di scappare, di andar via. La ruota anteriore sopra un muretto mentre lui, in evidente stato di alterazione, tentava di accelerare per immettersi in strada. A quel punto i residenti hanno chiamato il 112. I carabinieri di Riese sono arrivati, diciamo, nell'arco di 10 minuti, stati molto bravi. Hanno messo la macchina davanti, davanti a questa qui per riuscire, per fare in modo che non scappasse, diciamo, e hanno provato a estrarlo dalla macchina, ma questo qui non voleva saperne, voleva scappare, andare via. I militari hanno messo la loro auto davanti a quella dell'uomo per evitare che riuscisse a scappare. Poi è stato chiamato il 118. Gli uomini del SUEM lo hanno trasportato in ospedale. Il pericolo era che potesse davvero muovere l'auto e immettersi sulla strada. Se lui proseguiva e si metteva nella principale avrebbe causato sicuramente danni, ma danni seri proprio veramente. Ed ora si attendono gli esiti degli accertamenti tossicologici e l'alcol test. La cosa preoccupante era che c'erano anche 2 seggiolini dietro di due bambini. Questa persona qua avrà avuto attorno ai 50 anni e infatti eravamo preoccupati se a bordo i carabinieri c'erano sti ragazzi insomma anche a bordo con lui. Continuano intanto le attività di controllo da parte dei carabinieri. Solo la notte scorsa hanno sanzionato 2 neopatentati sorpresi con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, altri 10 di età compresa tra i 19 e i 60 anni, sorpresi alla guida con valori ben superiori ai limiti di legge, e un automobilista è stato trovato positivo con tasso pari addirittura al 2,30 grammi per litro, mentre si continua a parlare di incidenti e tragedie sulla strada.